approvazione della finanziaria all'Assemblea regionale. Ascoltiamo in proposito il deputato regionale della Lega, Prima l'Italia, Carmelo Pullara. Al microfono di Gaetano Ravanà. Onorevole Pullara, nella finanziaria approvata dopo una full immersion alla Regione Siciliana, lei è rimasto soddisfatto per alcuni punti che sono stati approvati, che lei stesso ha proposto, ma ci sono stati dei punti dove lo hanno portato a dire l'esperienza Musumeci a questo punto è davvero al capolinea. Sì, devo dire che al di là delle cose che per la provincia, per il mio territorio sono riuscito a portare a casa, mi è mancato il respiro ampio, quello per le problematiche generali, per esempio penso a IASO e altre due che sono i lavoratori ESA che sono rimasti al palo dopo anni ed anni, ma la cosa che più mi ha lasciato perplesso, indispettito e quant'altro è la mancanza di un'assegnazione finanziaria, per così dire, congrua per i bambini disabili. Io su questo tema negli ultimi anni sono stato in prima linea, ho battagliato, lo sanno le associazioni, i sindacati, tra i comuni e le province, ebbene l'assegnazione, a meglio, l'assegnazione di risorse congrue è un neo per questo governo.